Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Per la 24esima giornata del campionato di Serie B-Win allo stadio Adriatico di Pescara si affrontano i biancazzurri padroni di casa e la Triestina. Il Pescara ha vinto le ultime 3 gare interne disputate, mentre i giuliani hanno colto un solo successo nelle ultime 20 trasferte. Anche i precedenti parlano per il Delfino, che ha vinto 9 degli ultimi precedenti disputati in Abruzzo. Pescara offensivo con Verratti, Bucchi e Sansovini dal primo minuto, più prudente la Triestina che si era un 4-4-1-1. Arbitro il signor Colletto di Castelfranco Veneto e la prima occasione è subito per gli uomini di Eusebio Di Francesco. Sansovini dal limite prova con questo sinistro a giro, palla alta sopra la traversa della porta di Colombo. Qua possiamo rivedere il replay con il tiro di Sansovini, il bomber pescarese che termina alto. Al 17esimo poi ci prova anche la Triestina con questo destro deviato di D'Ambrosio. Dopo la buona imbeccata di Testini, in 2 tempi riesce a salvarsi Pinna e poi la retroguardia pescarese allontana il pallone. Qua possiamo rivedere ancora una volta la parata di Pinna sul tiro di D'Ambrosio. Al 21esimo poi questo buono spunto di Nicco che ruba palla e si invola verso l'area della Triestina. Palla indietro per Bucchi che poi sbaglia totalmente la conclusione. Palla altissima per Bucchi. Esordio dal primo minuto quest'oggi per l'ex attaccante di Napoli e Ascoli in maglia pescarese. Dopo pochi minuti ci riprova ancora il Delfino con ancora una giocata di Nicco sulla destra, entra bene in area, questa volta però non mette il pallone in mezzo. Conclusione egoistica di Nicco che spara sull'esterno della rete, c'era in buona posizione un compagno al centro dell'area, ma il 22enne ex Mantova ha preferito fare da solo. Dall'altra parte al 38esimo cross di Antonelli, sponda di Testini, ci prova Miramontes ma il suo mancino è deviato in corner. La prima vera occasione per la Triestina. Mentre al 43esimo è ancora il Pescara a farsi pericoloso. Sansovini si gira molto bene, spalle alla porta. Con il suo ottimo sinistro fa correre dei brividi a Colombo, che era però ben posizionato e guarda la palla uscire. Il secondo tempo comincia con un'altra occasione degli abruzzesi. Cross di Bonanni su punizioni, non ci arriva Olivi per la battuta a rete. Davvero di pochi centimetri, manca l'impatto col pallone il difensore pescarese, capitano anche della squadra di Francesco. Dopo pochi minuti ancora Pescara, questa volta è Sansovini a girare di testa a lato. Si fa rivedere la Triestina a metà del secondo tempo con questo tocco di Miramontes per Testini che prova con un diagonale da posizione difficile, blocca senza problemi Pinna. E allora passa un minuto, dall'altra parte Stojan steso in area da Cottafava, chiedono il rigore i giocatori del Pescara. Secondo l'arbitro Corletto non è massima punizione. Qua possiamo rivedere probabilmente la caduta accentuata del neoentrato Stojan. Passano pochi secondi, dall'altra parte si rende pericolosa la Triestina. Un altro neoentrato, vale a dire Bariti, che potrebbe servire in avanti il compagno Marchi, preferisce invece tirare da fuori. Non viene però premiata la sua scelta egoistica perché Pinna para bene. E al 33esimo ancora Pescara, Nicco con un gran fendente da fuori, uno dei migliori per il Pescara quest'oggi, il 22enne Nicco. Para questa volta Colombo in angolo. E sul seguente corner è ancora Colombo a negare la gioia del gol agli abruzzesi. Questa volta è Cascione a provarci di testa. E ancora bene la risposta del portiere Giuliano. Poi viene interrotta l'azione per un fallo nel Bailamme a centro area. 90esimo, ultima azione, ci prova ancora una volta Petterini al volo da fuori. Questa volta ancora Colombo a deviare in angolo. Finisce quindi 0-0, non c'è la gioia del gol per il Pescara che pareggia così in casa contro la Triestina. Si interrompe la striscia di successi interni, invece ancora imbattuta la Triestina da gestione Salvioni.